la testa la porta, una forcina mi servirebbe, ma poi nessuno che ti insegna come si forza una porta di sti tempi. Fate piano! Devi entrare dentro il laboratorio Frolsi, ci sono le colombe in lavorazione, voglio scoprire qual è questo ingrediente segreto, che sono buonissime queste colombe Frolsi. Comunque, diamo inizio all'operazione, ecco io ho i guanti, ce la faccio davvero. E anche questa è mia, una bella colomba. Queste tutte nella macchina, quella a destra parcheggiata lì. Un'altra. Naomi, ma che stai facendo? Vabbè, senti, ti dico la verità, io sono venuta qui per scoprire il segreto di queste colombe. Ci deve essere un ingrediente speciale perché sono buonissime. Vieni di là che ti spiego il nostro segreto. Alle mie spalle, anzi alle nostre spalle, la colomba Frolsi in tutta la sua genuinità. Ci racconti un po' il percorso della colomba Frolsi? Sì, allora tutto inizia con un primo impasto che vede una successiva lievitazione di almeno 12 ore, per poi passare alla giornata di lavorazione successiva. Nel secondo giorno di lavoro l'impasto viene nuovamente integrato con semplice farina, uovo e burro. Nella loro miscela che andiamo a creare esce fuori questo prodotto. Una volta completato l'impasto si vanno ad aggiungere gli ingredienti, come in questo caso i canditi, la nostra arancia. Una volta disposta all'interno della struttura del pirottino, passa all'interno delle celle di lievitazione. Qui il prodotto sosta dalle 4 alle 7 ore di lievitazione in base al tipo di prodotto che abbiamo e alla quantità o al tipo di ingredienti che vengono inseriti all'interno, per poi successivamente passare alla fase di cottura. Anche qui un aspetto molto importante che determina alla fine quella che è la qualità finale del prodotto. Adesso parlando di prodotti finiti, quest'anno che colombe portate sulle nostre tavole? Abbiamo le colombe col cioccolato di Modiche GP, le colombe con l'arancia rossa di Sicilia, anche questa IGP, le colombe con il mandarino tardivo di Ciaculli, e poi solo quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo prodotto per i più golosi, dove all'interno saranno presenti dei cians al pistacchio accompagnati dalla granella di Modiche GP. Ma che fate? Non mi dite niente, fate questa colomba nuova. Ma fammela assaggiare la colomba nuova, che è volata via. Andiamo. Vola, colomba verde vola. Dammene 10 di queste.